Cari amici, alle mie spalle vedete come poteva essere e invece non è l'immagine della torre che Cardin voleva fare in territorio del Comune di Venezia. E insomma, alla fine abbiamo saputo tutti che il noto multimiliardario in euro Pierre Cardin, beffato dalla ignavia e dalla precisa volontà di non fare. Eh sì, perché, ma insomma, viene uno a casa vostra, avete una casa, insomma, un po' degradata, diciamocelo, un po' rovinata dai precedenti abitanti, dai precedenti inquilini, insomma, un po' sporca, un po' fatiscente. Arriva uno e vi dice: a spese mie, se mi dai l'uso di certe cose, io ti rimetto a posto casa, ti costruisco nel giardino una torre che farà venire un sacco di turisti, che comunque porterà soldi a me sicuramente, ma anche a te. E tu non devi fare altro che stare a guardare. Questo in soldoni era il fatto. Quando sono arrivato in Veneto, molti anni fa, molti decenni fa purtroppo, un amico mi disse: noi avremmo potuto avere l'autostrada per Monaco se solo avessimo detto sì a quel gruppo di tedeschi facoltosi che veniva a Jesolo e che avevano detto: vabbè, l'autostrada da Monaco a Mestre la costruiamo noi, a spese nostre. No, non potettero costruirla. Perché? Perché l'orgoglio italico sarebbe stato colpito. No, perché l'avrebbero costruita senza spartire mazzette. La stessa cosa è successa con il passante di Mestre. Lo avremmo potuto avere sicuramente 10 anni prima, solo che purtroppo non era quello lo studio che doveva farlo, non si potevano spartire mazzette. Non è che ne faccio un discorso di destra o di sinistra, spartire mazzette è uguale per tutti. Bene, allora ecco che cosa è successo al povero Cardin, che è stato preso in giro dalla nostra retorica. Una cosa però la voglio dire, per girare la medaglia. Finalmente, da un certo Moro, un elettrauto qualunque di Mestre, ho visto io personalmente l'onestà di un uomo che poteva prendere un sacco di soldi per una cosa che era una riparazione da niente, e ha detto: niente, non voglio nemmeno il caffè, perché onestamente io vivo lo stesso, senza rubarvi 200 euro a vostra insaputa. Bene, questo Moro a Mestre, in via San Donà, è degno di nota. Abbiamo sicuramente una speranza in più di farcela. Grazie.